rueda la pelota e un pareggio. Si parte con l'Olimpia, lancio di Thiago a cercare Fusari, l'anticipo da parte di Sandri che mette la palla in fallo laterale, fa girare bene la palla a formazione giallonera, attenzione a Sandri che salta Amin Mufakir, la botta di Sandri. Fusari in mezzo, Silon attaccato con successo da Sandri, va via Sandri sulla destra, attenzione al diagonale pericoloso di Sandri, Fusari punta Dos Santos, cerca di inserirsi il destro, ci mette il piede Lamberti, il tocco per Silon che prova la botta, palla sbatte sul braccio di Cerbone ma è giudicato involontario, il sinistro di Cerbone, fatto un po' tanto la botta di Sandri, ci mette il piede a Samu Fakir e poi lo affida a Ceschini per ripartire, lancio lungo di Ceschini addirittura verso la porta, si allunga il collega Lamberti e mette in calcio d'angolo, ancora dalla formazione giallonera con Dragone che serve per Dos Santos, libero Sandri, attenzione la girata Ceschini che osserva il piazzamento, poi lancia in avanti Silon, anticipa Lamberti, gli ruba la palla Christel, va via Christel, a sua volta viene fermato da Silon, Thiago col destro, tanto Onzaka bravo a saltare l'avversario, attenzione a Rafinha, arriva rimorchio Fusari, Rafinha però prova col destro, c'è Thiago, ecco Fusari, lo scambio con Thiago che salta, ancora Thiago, l'incrocio dei pali, Dos Santos alla battuta, attenzione a Sandri che è un po' troppo libero, infatti arriva il pallone su di lui, arriva Christel e la palla in rete, Sandri porta in vantaggio a 17-24, andando indietro, poi ancora Christel, passaggio in profondità per Amin duello con Dragone, ancora Amin largo, Fusari di nuovo sulla sinistra, ancora per Amin prova ad accentrarsi, poi prova col sinistro, rete! Il pareggio di Amin Mufakir, secondo gol consecutivo per lui. Anea e Dragone completano il quintetto giallo-nero, attenzione intanto a Sandri attaccato dal tentativo, poi di Oanea che col destro infila angolino alla destra dopo appena 18 secondi. Passaggio in profondità, palla recuperata da Silon e Thiago, poi Amin contro Dos Santos, passaggio per Fusari prova il sinistro, ci mette il piede ancora Lamberti, Amin contro Dos Santos, ancora il passaggio indietro per Christel, poi Rafinha allarga ancora per Amin che prova di nuovo a impostare su Rafinha il tacco, Amin riesce a guadagnare la palla, poi viene chiuso da Cerbone, va via, molto bene Amin, trova sul primo palo però vigile Lamberti, intercettato da nuovo, lo recupera con grande bravura Onzaka, poi Fusari, salta l'avversario, Fusari! Il pareggio dell'Olimpia, 4 minuti e 28. Ancora Fusari che riceve a sinistra, poi deve fermarsi, riparte Fusari, ritorna indietro e di nuovo per Rafinha, parallela Onzaka, Lamberti, Olimpia, Fusari dietro per Silon, c'è Amin a destra, riceve Amin, prova il sinistro, poi addirittura Fusari che ribatte il pallone con l'LD in attacco con questa rimessa, pallone del destro di Sandri bloccato, lancio lungo giusto per Silon col sinistro, esterno della rete per Silon, la palla per Fusari che allarga per Bazzanella, ancora una volta difesa di Dos Santos, la ruba però Fusari in mezzo, arriva Christel, il tacco di Bazzanella, intuisce Lamberti, entrato anche Rafinha intanto, attenzione al pallone, Amin, Lamberti questa volta col piede, Rafinha di nuovo verso Onzaka scambia ancora col numero 10, palla in mezzo, Onzaka per un pelo non ci arriva, lancio in avanti di Sandri a cercare Cerbone, attenzione a Cerbone che cerca lo spazio per il tiro, poi Oanea, Dos Santos, gol, forse deviato anche da Onzaka in scivolata, di nuovo ancora per Amin, poi Thiago, Fusari, c'è Rafinha, mette in mezzo, Silon, Lamberti miracoloso e attenzione perché calcia in avanti Sandri e trova la porta sguarnita, incredibile veramente.
Ripartono Silone e Rafinha, poi ancora Mufakir. Amin, Thiago cambia ancora con Fusari. Prova Amin per Silon, la ribattuta. La palla non è entrata, Sandri va per la tripletta e la trova. Incredibile. Determinato dal portiere di movimento, con l'Olimpia che si è trovata contro un Lamberti imbattibile.